Cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te. Ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo. Metti avanti andiamo. Volano valle per vincere. Nome dell'onore, nella gloria e nella sconfitta. Il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita. Siamo con te. Volano, vogliamo con te. Ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto, passo bem solto, passo bem solto. Na festa do fim de semana.
Allora, abbiamo un attimo l'immagine bloccata, fra un attimo provvediamo a sistemare. Allora, intanto facciamo la intro in maniera radiocronaca. Se non mi arrivano pallonate da tutte le parti, scusate. Allora, periodo complicato per la Rotoplas Volano Volley. Due sconfitte consecutive in questo periodo per la nostra formazione, tra infortuni e acciacchi fisici che non ci hanno dato tregua, però anche due grandi avversarie come Vicenza e Padova. Adesso abbiamo una neopromossa, la Orotica Area Sport Peschiera, che è a pari punti con noi, però con una gran voglia di continuare a stupire e a far punti per mettere in chiaro che loro nella terza serie nazionale ci vogliono restare. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dalla palestra comunale di Ponti sul Mincio, alla Peschiera del Garda, in provincia di Verona, per la nona giornata del campionato di Serie B1 Girone C, che vede a confronto la Orotig Area Sport Peschiera e la Rotoplas Volano Volley. Allora, ci siamo, mancano solo 2 minuti prima che le squadre lasceranno il terreno di gioco e sono contento che l'immagine è frizzata, perché almeno non avete visto la mia versione portiere per difendere gli attacchi dei liberi. Ho preso anche il richiamo dai due arbitri. Però vabbè, dai, a parte gli scherzi. Adesso cerchiamo di risolvere l'immagine. Vediamo di rimediare al volo ed eccola qua l'immagine, grazie al nostro al mio angelo custode Silvia Briani, che lei dice di non essere così capace, ma alla fine vedete che anche lei è una bravissima tecnica. Quindi ringrazio Silvia Briani, la mia compagna di viaggio, e un saluto speciale anche al nostro responsabile streaming Alan Berloppa, purtroppo da 4 occhi a 2 occhi, diciamola così, perché una pallonata purtroppo mi spiace, povero Alan, veramente. Allora, adesso siamo al momento dei servizi, quindi un momento un po' più tranquillo, e fra poco inizierà la partita. Eccoci qua. Allora, gli arbitri dell'incontro di oggi sono il signor Simone Benigni della sezione di Brescia e la secondo arbitro la signora Laura Rodofile, sempre di Brescia. Questa è la terna arbitraria di oggi. Beh, con una roba di luminosità forse, Ma non si vede per la luminosità o il tuo segnale? Fa male parlare così, dove parla uno calcistico.
Eccole che scendono in campo alle due formazioni. Allora, lo speaker annuncia, le squadre si fanno il saluto sotto rete. Abbiamo la nostra capitana Petruzziello con una maglietta inedita rossa, quindi maglia da libero, insieme a Piera. Non ancora al top la nostra capitana. Vediamo di averla presta anche Camilla, ancora difficoltà a livello fisico. E tra le file di Peschiera abbiamo una ex, Caterina Miori, libero 2004 alla Oro Ticare Sport Peschiera dalla stagione 22-23. No, scusate, 23-24, chiedo scusa, a metà stagione è entrata tra le file di Peschiera dopo aver fatto una mezza stagione all'Ata Trento. E nella stagione prima Miori era stata la nostra centrale, di cui in buona parte delle partite ha giocato con grandi risultati. Direi che ci ha permesso di arrivare fino ai playoff con Torino, giusto per citare. Allora adesso pronto lo starting six. Allora, nessuna novità di formazione se non quella di Volano, che al rientro di Anna Bacchin dal primo pallone di gioco, quindi rientra nei piani di gioco della nostra formazione anche Anna Bacchin dopo lo stop forzato dopo il match contro Tandona di Piave. Allora ci siamo. Fischia il primo arbitro, serve Ferrari. Però c'è il minuto di silenzio, quindi lo rispettiamo in silenzio anche noi. Allora, il minuto di silenzio in ricordo di una grande leggenda dello sport italiano, scomparso lunedì all'età di più di 90 anni, ovviamente la leggenda del tennis Nicola Pietrangeli, che la CONI ha voluto omaggiare tutta la settimana con un minuto di raccoglimento su tutti i campi. Inizia adesso ufficialmente la partita, primo punto è di Laura Cecchetto, primo punto quindi per la formazione di Peschiera, 1-0 per le bianco-azzurre.
proprio Laura Cecchetto al servizio per la formazione di Peschiera allenata da Marcello Bertolini. Servizio in rete, primo punto anche per la Rotoplas nel corso di questa prima frazione di gioco. 1 pari il punteggio. Arianna Tomasetic al servizio. Tomasetic, servizio battuto. Servizio in rete anche di Arianna Tomasetic. 2-1 il punteggio per Peschiera. Marta Bissoli, la capitana di Peschiera al servizio, passato insieme a Michela Moschina, Marcello Bertolini nella Arena Volley Team Verona. Adesso qui a Peschiera loro tre. Monica Costalunga, 2 pari. Monica Costalunga. Quindi siamo 2 pari adesso. E va Matilde Zara ora al servizio. La formazione di Luca Parlatini. Battuto. Ricevuto Pinetti. Ancora giocabile stavolta per la Rotoplas Bacchin, però concede una free ball. Bissoli. Tacco vincente di Francesca Pinetti. Siamo 3-2 per Peschiera adesso. Servizio Francesca Pinetti, autrice poco fa del punto. Riceve Piero Bon, Zara attacca Bacchin. Almeno ci ha provato, però c'è la difesa di Moschini. Giocabile Ferrari. Sta lunga a 2 mani Moschini. Bissoli. Attacco vincente di Lucia Giudici. Lucia Giudici. Punto numero 4 per Peschiera. Pronta ancora Pinetti. Servizio battuto ancora su Piera. Zara. Alza zona Bacchin. Murata Bacchin. Zara. Costalunga attacca. Faccia la difesa di Moschini. Bissoli. Pallonetto tentato da Giudici, ma non va a buon fine. Al centro attacca Ferrari. Ognuno ci prova, ma l'attacco è out. Siamo 5-2 per Peschiera nel corso di questo primo set. Arriva il primo time out della partita. Sponsor. Di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Peschiera del Garda. 5-2 il punteggio a favore di Peschiera nel corso di questo servizio. Pinetti battuto su Piero Bon. Zara subito Agbortavi, Emanuela Agbortavi. Terzo punto per la Rotoplas. Servizio di Costalunga su Moschini. Attacco di Caterina Miori vincente. Servizio su Ferrari, ma arriva l'Ace. 33 punteggio a favore di Peschiera adesso. Servizio battuto ancora da Miori. Allora, attacca Agbortabi, punto vincente di Emanuela Agbortabi. Duello tra centrale lo vince la nostra Agbortavi. Va proprio lei il servizio. Emanuela Agbortavi.
battuto. Moschini e arriva l'Ace. Quinto punto per la Rotblast con Emanuela Agbortavi. Ancora lei al servizio. Battuto. Ancora su Moschini, che stavolta la prende in maniera corretta. Muro di Thomas Tetic. Aspetta 6 il punteggio. Ancora Agbortavi in battuta. Battuto. Alla lunga. Settimo punto era di Peschiera. Adesso diventano 8 punti a favore della formazione bianca-azzurra. Giudici al servizio. Non ci è Giudici. Battuto. Forse andava out, però l'ha ricevuta Piero Bon. Camilla Ferrari. 7-8 adesso il punteggio. Anna Bacchina ora al servizio. Battuto. Servizio su Moschini. Bizzoli. Mani out vincente di Sara Gabrielli. Vale nono punto per Peschiera. 9-7 adesso nel corso di questo primo set. E va l'autrice del punto Sara Gabrielli al servizio per Peschiera. Pronta Gabrielli. Battuto il servizio su Costalunga. Zara attacca. Ci prova Thomas Tetic. La palla. E la palla è out però. 17. Con l'accenno di far cambiare idea all'arbitro. Forse andava out, però ancora Costalunga questa volta. Ferrari attacca, si prova almeno, però è stato difeso da Gabrielli. Palla è out. Se non c'è il tocco a muro direi che è out. L'out è out. Tocco non c'è però, secondo l'arbitro, nel primo e nel secondo. 10-8 il punteggio. Siamo nel corso di questa prima frazione. Servizio di Ferrari. Bizzoli. Attacca Pinetti. In mezzo al muro Tomasetti Cesara. Punto vincente di Francesca Pinetti. 11-8 il punteggio. Servizio. Battuta. Bon. Zara. Costalunga con mani out di Miori. Punto numero 9 della formazione di Luca Parlatini con Monica Costalunga. Arianna Tomasetti al servizio. Battuto in rete. 12° punto per Peschiera. Pronta la capitana Marta Bizzoli al servizio. Battuto. Costalunga. Zara. Attacca Monica Costalunga. Ancora mani out di Monica Costalunga. Siamo 12-10 adesso. Battuto il servizio di Zara adesso su Pinetti. Attacco vincente di Caterina Miori. 13-10 adesso. Pronta Francesca Pinetti. Piero Bon. Zara. Attacca Bacchin. Mani out di Anna Bacchin.
13-11 il punteggio. Monica Costalunga al servizio. Battuto Moschini. Giocabile ancora, Piero Bon difende. Zara anche con l'ausilio del muro Ferrari. Vincente Camilla Ferrari. È andata bene a Camilla perché era bilanciatissima col corpo e comunque non pronta alla difesa di Peschiera, che gli ha servito nonostante non abbia colpito benissimo il punto. Palla out di poco di Monica Costalunga sul servizio, quindi siamo 14-12. Caterina Miori al servizio. Ferrari riceve, forse lunga Zara. Attacca Anna Bacchin. Tredicesimo punto per la Rotblat. Siamo 13-14 adesso. Emanuela Agbortavi per la formazione bianco-rossa al servizio. Battuto Moschini, Bissoli, mani out di un soffio che si trasforma in un punto per Peschiera. Peccato. 15-13. Servizio di chiedono la rotazione prima di battere. Va Giudice al servizio, sì. Lucia Giudici. 15-13 vi ricordo nel corso di questa prima frazione di gioco. Battuto il servizio. Ferrari riceve il servizio. Zara e Tomasetti ha provato l'attacco, ma che distrazione difensiva di Peschiera che regala il 14esimo punto per la Rotblat. È simile a quello che abbiamo subito noi contro Padova nel corso del primo set, se ricordo. Molto simile a quello. Anna Bacchina al servizio Moschini. Sbaglia l'attacco. Sbagliato l'attacco Peschiera. 15 pari. Time out per Marcello Bertolini, sponsor. Di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ponti sul Mincio a Peschiera del Garda. 15 pari il punteggio nel corso del primo set tra Peschiera e Volano. Quindi dopo 30 azioni di gioco inizia la 31esima adesso. E le due formazioni sono in parità, con un time out per parte. E 15 pari il punteggio. Servizio di Bacchin battuto su Moschini. Palla murata, ancora giocabile per Peschiera. Difende Bacchin. Attacca Ferrari in pallonetto, ma c'è la difesa di Giudici. Bissoli. Murata da Tomasetic, l'attacco di Peschiera. Adesso allora ci prova Pinetti, ma c'è Bacchin pronta. Attacca Ferrari. Difeso da Pinetti che va ad attaccare, ma sballa in rete di Francesca Pinetti. Vantaggio Rotblat. Siamo 16-15 adesso. Ancora Bacchin. Battuto. Giocabile ancora. Attacco che passa, ma c'è ancora Bacchin a difendere. Ferrari! Camilla Ferrari 17-15. Anna Bacchin al servizio. Pronta Bacchin. Battuto. Ricevuto Pinetti. Bissoli.
Tentativo di... Poco così. Giusto, gli out di poco. 17-16 punteggio. E servizio battuto dalla numero 10 Tomasetic, Arianna Tomasetic. 18-16. Allora 18-16. Camilla Ferrari al servizio. Battuto su Moschini. Attacco vincente poi di Laura Cecchetto. Si chiude qua una buon break. In realtà prima si era chiuso il break, scusate. Però adesso si gioca un po' punto su punto. Allora al servizio adesso si prepara la numero Guardate che adesso il numero di traverso non riesco a leggere. La numero 13 forse, la Lucia Giudici, credo di sì. Giudice al servizio. Tutto Sipiro Tomasetic. Ancora giocabile per la... Attacca subito Matilde Zara. Matilde Zara. Ma posso chiedere una roba? Dopo 9 giornate, anche 8 giornate intere, la nona giornata, ma alla fine Zara è un palleggio o una schiacciatrice? Perché quasi tutti i punti che ha fatto sono di attacco, non al servizio. Tomasetic al servizio. Attacca su Ferrari Peschiera. Monica Costalunga, pallonetto quasi vincente. Pinetti, pallonetto. Bacchini devia la palla di quel poco che basta per non essere più prendibile per le nostre ragazze. Peccato. 18-19. Al servizio Peschiera, battuto da Bissoli. Monica Costalunga. Monica Costalunga. 18-20. Servizio di Zara su Gabrielli. Tentativo d'attacco. Mamma mia, cosa ha disinnescato Ferrari. Monica Costalunga, anche Moschini però ci mette del suo. Pinetti, pallonetto visto da Zara e da Piero a due mani. A due mani di Costalunga. 21-18. Nonostante la difficoltà. Time out Bertolini sponsor. Di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ponti sul Mincio in Peschiera di Garda. Peschiera del Garda, scusate. Siamo 21-18 a favore della Rotterdam nel corso di questo primo set. Zara, servizio battuto su Moschini. E il muro vincente. Andiamo avanti 22-18. Matilde Zara al servizio. Ancora battuto. Questa volta Moschini. Lo metto. Questa volta vincente Caterina Migliori. 19-22. Il vecchio numero della Tele 2. Servizio di su Francesca Pinetti. Out. Palauto di poco. 23-19.
Servizio in rete di Monica Costalunga. Attacca Ferrari. Out. Nessun tocco a muro e il nastro ha fatto il resto. Peccato. Robon lunga però adesso. Giocabile per Peschiera. Non vuole sicuramente non vuole arrendersi. Ferrari pallonetto difeso Bizzoli. Ventiduesimo punto per Peschiera. Luca chiamerà adesso il suo secondo time out. Eccolo qua, sponsor. Di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ponti sul Mincio. Time out esauriti per entrambi gli allenatori. Siamo 22-23 a favore di Volano nel corso di questo primo set. Quindi adesso si giocherà a carte scoperte fino alla fine. Tentativo. Ancora Ferrari a attaccare a pallonetto. Attacca Giudici. Attacco vincente di Giudici. Di allora 23 pari. Caterina Miori al servizio. Il suo servizio. Zara Bacchin Murata. Bortabi ci ha messo una pezza, prova Ferrari. Bizzoli. Miori. Zara. Piero Bon. Ferrari. Ci ha provato. Giudice Murata. Ancora giocabile. Ancora Giudice attacca. Pallonetto. Bacchin. Zara. Ancora Ferrari. Camilla Ferrari. 24-23. Cami. Ball Rotblas. C'è un cambio. Esce Emanuele. Chiede la rotazione forse prima. E adesso ci dovrebbe essere il cambio. Eccolo qua. Emanuela Agbortabi lascia il posto a Lara Ronz. Pronta Lara Ronz al servizio. Set ball per la Rotblas. Guarda a migliorare la difesa. Pronta Ronz. Servizio in rete. Qui va i vantaggi. 24 pari. Giudici al servizio. Tutto out. 25-24. Ancora una palla set per la Rotoblas. Anna Bacchin al servizio. Bacchin battuto. Ricevuto Pinetti. E il punto Rotoblas! 26-24. Si chiude qui il primo set. Allora andiamo con gli sponsor e torniamo per l'inizio del secondo set.
Di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ponti sul Mincio a Peschiera del Garda. 1-0 il punteggio a favore della Rotoblast, che ha vinto il primo set ai vantaggi 26-24. Pronta al servizio Sara Gabrielli per Peschiera. Battuto. Riceve Costa Lunga, Zara. Attacca Monica, Costa Lunga, primo punto della Rotoblast, 1-0. Pronta Arianna Tomasetic, il servizio, battuto, ha ricevuto Pinetti. Prova l'attacco Cecchetto. Sta lunga, due mani, troppo complicato attaccare. Attacca. Provate di disinnescare la bomba di Cecchetto, ma non c'è riuscita per un soffio. Pronta Laura Cecchetto, l'autrice del punto. Battuto su Ferrari, Zara. Costa Lunga, Monica Costa Lunga, 2-1. Matilde Zara al servizio. Battuto. E arriva quasi l'ace. Giocabile però per la Rotoblast ancora. Agbortabi, e viene murata da Miori. Due pari, peccato. Pronta Marta Bissoli al servizio per Peschiera. Battuto su Costa Lunga, Zara. Agbortabi ha provato l'attacco, ma c'è la difesa di Bissoli. Attacca Giudici. Punto vincente di Lucia Giudici. Vantaggio Peschiera, 3-2 adesso. Bissoli su Ferrari, Zara. Costa Lunga in free-ball. Bissoli attacca Giudici. Attacco vincente di Lucia Giudici. 4-2 il punteggio adesso nel corso di questo secondo set. Ancora Marta Bissoli, la capitana di Peschiera. Battuto. Guarda Bortavi. Prova l'attacco Pinetti. Vincente l'attacco di Francesca Pinetti. Siamo 5-2. Forse Luca chiamerà adesso il suo primo time out del secondo set. Eccolo qua, sponsor. Di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ponti sul Mincio. Siamo 5-2 a favore di Peschiera nel corso del secondo set. Bissoli, battuto. Zara. Monica Costa Lunga. Terzo punto per Peschiera. Bissoli. Mara Moschini, scusate, che ha ricevuto. Piero Bon. Attacca Camilla Ferrari. 8-5-4. Attacco Costa Lunga.
Attacca Miori. Siamo... Ok, adesso 6-4. È andato giusto. Pronta al servizio Francesca Pinetti che batte adesso su Costa Lunga Zara. Machin troppo complicato questo attacco. Giudici, mani out. Lucia Giudici, 7-4. Ancora Francesca Pinetti al servizio per Peschiera, battuto ancora su Piero Bon. Zara attacca Ferrari, Camilla Ferrari, 5-7 punteggio. Camilla Ferrari. Emanuela Agbortavi al servizio. Moschini riceve, Pizzoli attacca subito. Caterina Miori. Caterina Miori, 8-5. Pronta Caterina Miori al servizio con il numero 1 per Peschiera. Battuto su Ferrari. Zara attacca al centro. Ci ha provato Arianna Tomasetti, ma c'è Pinetti in difesa. Giudici. Costa Lunga. Zara. Bacchin. Operazione di quarto tocco. Ianna Bacchin. Peccato. 9-5 il punteggio. Ferrari, Zara. Una Bacchina attacca, ma c'è Pinetti difesa. Giudici ancora. Prende ritmo adesso Peschiera, 10-5 il punteggio. Forse Luca chiama il secondo time out, eccolo qua, sponsor. Di nuovo in diretta, palestra comunale di Ponte sul Mincio. Peschiera conduce per 10-5 il secondo set. Pronta Miori. Punto. Piero Bon. Però Ferrari deve concedere una free ball a Pinetti. Ha provato Cecchetto. Ha trovato Tomasetti, pronta. Ora ci prova Giudice, ma c'è Piero Bon in difesa. Zara. Ferrari, mani out, Camilla Ferrari. 10-6, Camilla Ferrari. 10-6 punteggio allora. Dopo 16 azioni di gioco iniziamo l'azione numero 17 di questo secondo set. Battuto. Cecchetto ancora su Tomasetti. Pronta. Giudice allora ci prova. E ancora una volta trova Piero Bon. Qui attacca Ferrari. Leitmotiv dell'azione precedente. 7-10. Identica azione precedente. Attacca Cecchetto, muro di Tomasetti. Si attacca Giudici, trova la difesa di Piero Bon e chiude l'azione Ferrari. Due azioni uguali. Ferrari al servizio. Moschini attacca Giudici. Il muro. Dentro. Muro vincente. Quindi il muro vincente della Rotbas vale l'8º punto. Al servizio Anna Bacchin. Ancora lei al servizio. Pinetti.
Attacco al centro di Gabrielli, vincente 11-8. Servizio di Giudici, tutto. Ferrari, Zara, Tomasetic, Arianna Tomasetic, 11-9. Pronta Ferrari. È tutto su Moschini, Diceli. Attacco vincente Laura Cecchetto, 12-9. Servizio Laura Cecchetto. No, scusate, Sara Gabrielli. Servizio battuto da Gabrielli. Piero Bon. Sara Tomassetti un po' in difficoltà in questo attacco. Mani out vincente di Francesca Pinetti. Era anche invasione. 13-9. Conta Sara Gabrielli al servizio. Riceve Monica Costalunga. Prova a attaccare Monica Costalunga, ma c'è la difesa di Moschini. E poi vincente l'attacco ancora Francesca Pinetti. Con 5 le lunghezze di vantaggio di Peschiera sulla Rotoblas. 14-9. Pronta ancora Gabrielli per Peschiera, battuto. Mara Tomasetic, Arianna Tomasetic 14-10. Ancora il servizio Arianna Tomasetic, pronta al servizio Arianna Tomasetic, 14-10. Battuto. Ceduto Pinetti. Pizzoli. Pinetti. Non prontissima la difesa della Rotoblas qua. Nonostante la buona difesa di una delle nostre, che adesso non ho visto bene chi. Siamo 15-10 adesso nel corso del secondo set. Laura Cecchetto battuto al servizio. Zara Bortabi Murata, ancora giocabile. Zara Monica Costalunga. 15-11 adesso. Il punteggio a favore di Peschiera. Però la Rotoblas non vuole mollare. Zara in rete il servizio. 16-11. Marta Bizzoli al servizio. Battuto. Ferrari riceve il servizio. Zara. Costalunga ha provato l'attacco, Moschini ha difeso. Giudici. Lucia Giudici. 17-11. Pronta Gabrielli, servizio battuto. Costalunga, Zara. Bacchin, Pinetti. Attacca Pinetti in pallonetto, Zara. Piero Bon. Passa l'attacco di Bacchin, però giocabile con Gabrielli. Alza in zona Pinetti. Piero Bon ci mette una pezza, Zara. Bacchin. Con il tocco che... Invasione? Non ho capito.
17-12 punteggio, 5 punti sempre a separare le due formazioni. Monica Costalunga al servizio con Moschini in ricezione. Miori attacca subito, Zara. Zara, difeso. Ferrari in pallonetto, attacco vincente, Camilla Ferrari. Battuto il servizio in rete di Costalunga, 18-13. Il servizio, Bacchin, Murata, Bacchin, però ancora giocabile, prova Ferrari, Moschini, lo attacca Gabrielli, non c'era Piero Bon, Ferrari, attacco out di Ferrari, 19-13, pronta Francesca Pinetti al servizio per Peschiera. Pinetti, servizio battuto in rete, Nastro rimanda il colpo al mittente, 19-14. Sempre i 5 sono i punti di distacco, forse rispetto alla... diciamo che rispetto al set prima, che è stato un po' più di equilibrio, che erano sempre massimo 2 punti da ambo i due lati. Questa volta Peschiera ha avuto modo di gestire di più il vantaggio. Giudici, pallonetto, punto vincente di Lucia Giudici, 20-14. Pronta Caterina Migliori al servizio, Caramanzia chiede il passaggio a Marta Pizzoli, la sua capitana. I riti del volley questi proprio, per chi segue il volley da poco. Zara attacca Ferrari, mani out di Camilla Ferrari, 20-15. Pronta Anna Bacchin, va tutto su Pinetti, Bizzoli, Gabrielli, Sara Gabrielli, 21-15 punteggio. Giudici, Zara, Tomassettig, Cecchetto, c'è una peste, Giudici, oh no, che bomba di Giudici, non era neanche difficilissima forse, però qua c'è un cambio, esce Matilde Zara per Verena Marsilli per questi ultime azioni, giusto per fargli riprendere un po' di benzina per il prossimo set. Marsilli, Ferrari, Camilla Ferrari, 22-16. Pronta Ferrari, nuovamente il servizio. Purtroppo oltre l'asta, 24-16, set ball per Peschiera. In questo set possiamo dire che si è ripigliato quello che è suo, diciamolo così. Uno pari, quindi fra pochissimo forse
Però Monica intanto annulla il primo set ball a Peschiera e siamo 24-17. Subito di Tomasetti battuto su Gabrielli, attacca Pinetti, Marsilli, ma mamma mia, gli è scivolata proprio dalle mani. E chiude qui la set, 25-17. Andiamo con gli sponsor e torniamo per l'inizio del terzo set. Nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ponti sul Mincio a Peschiera del Garda. 1 pari il punteggio. Il primo servizio di Ferrari. Da Capinetti, Murata. Out. Peccato, mani out. 1-0, primo punto per Peschiera. Primo set si chiude 24-26 per Volano. Secondo 25-17 per Peschiera. Servizio. Primo set, provato l'attacco ma viene Murata.
Costalunga, Camilla Ferrari. 1 pari. Pronta Arianna Tomasetic al servizio. Su Moschini, Bissoli. Pinetti, Murata! Zara 2-1, muro vincente con ogni volta sono dei brividi sulla schiena. Agbortabi, muro quasi vincente. E ci ripeto 2 volte. Agbortavi 2 murate, l'ultima è vincente. Servizio in rete di Arianna Tomasetic, 2-3. Pronta Bissoli. Battuto su Costalunga. Zara, pallonetto difeso da Bissoli. Giudici, palla in rete di Giudici. 4-2 Rotblas. Pronta Zara al servizio. Il nastro. 3-4. Servizio di Pinetti. Out. Servizio di Francesca Pinetti. Pronta Costalunga, servizio battuto. Questa era una portata. Sì, quarto tocco. L'attacco della Milano Volley. Tomasetic ha provato il muro. Moschini alta. Gianna Gabrielli. Ferrari attacca al centro, Costalunga Murata. Zara, Ferrari, Moschini, Agborta, Vachin, Anna Vachin, 7-4. Agbortabi, servizio Piccoli. Giudici, Agbortabi, Zara, attacca Ferrari. Invasione. Peccato la rete, Arianna Tomasetic. Peccato. 5-7. Subito Marta Bizzoli, la capitana, dall'altra parte. 6-7.
Giudici. Pierobon riceve. Zara. Anna Bacchin. Anna Bacchin 8-6. Bacchin. Gabrielli ha difeso Bacchin. Ferrari Murata. Bacchin a metterci una pezza. Dentro. Camilla Ferrari 9-6. Ma cosa ha fatto Bacchin? Ancora Bacchin. Battuto. Inediti. Passa in mezzo al muro l'attacco di Gabrielli. Di Zara. 7-9. Battuto con lo zio del net. Zara. Tomasetic! Arianna Tomasetic! 10-7. Ferrari. Piccoli. Ah! 8-10. Servizio battuto. Cecchetto. Provato l'attacco Costa Lunga, difeso proprio il Cecchetto. 9-10 punteggio. Rimane sotto Peschiera che adesso è sotto di un punto, scusate. Ancora Laura Cecchetto al servizio. Battuto. Tomasetic out il suo attacco. Parità, 10 pari. Troppo no. No. 10 pari adesso. Battuto. Pierobon. Zara. Palla lunga. È andata bene, ma Monica, brava Monica. 11-10. A 10 torna in vantaggio la Rotoblas. Arianna Tomasetic al servizio. Battuto. Oh, ha toccato la rete. Sì, punto della Rotoblas, infatti invasione. Giustamente. Infatti ho detto. Sponsor.
piedi. Di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ponti Sulmini. Siamo 13-10 a favore della Rotoblast nel corso del terzo set. Mano 1-0 praticamente. 11-13. Monica, mani out. 14-11 il punteggio. Matilde Zara al servizio, 14-11. Moschini, Giudici attacca, almeno ci prova. La Piera ci ha provato anche la Rotoblast. Di nuovo Pinetti, ancora Zara difese. Dere Bacchin, Anna Bacchin. 15-11 Anna Bacchin. Ancora Zara al servizio. Battuto. Pinetti difeso da Ferrari. È lunga la palla, infatti migliori. - 12-15. Servizio di Francesca Pinetti, battuto Ferrari. Ferrari, Piero Bon. Ace, 13-15. Ancora Pinetti, poco fa autrice dell'Ace, stavolta in palla in rete. 16-13. Pronta Monica, Costa Lunga adesso per la formazione di Luca Parlatini. Tutto Moschini, Bizzoli, zona Giudici che attacca. Piero Bono una mano, Costa Lunga, poi prova Ferrari, ha difeso Gabrielli. Giudici, scusate. Piero Bon e attacca Ferrari con one out che non c'è perché c'è la difesa di Pinetti. Il di Gabrielli dall'altra parte. Ancora Zara, Piero Bon, Ferrari attacca Moschini a difesa. Ancora Zara. Peccato, 14-16. Tutto il servizio in rete, Caterina Miori in rete del servizio, 17-14 a favore della Rotoblast. Il servizio per Volano, Emanuela Agbortavi. E vinto! Time out sponsor. Nuovo in diretta
Dalla palestra comunale dei Ponti sul Mincio a Peschiera del Garda siamo 18-14 a favore della Rotola nel corso della terza frazione di gioco. Emanuela Agbortavi al servizio. Bissoli attacca Giudice a difeso. Zara, ma che rottata che ha fatto. Tentativo quasi da portiere di Monica Costalunga. Peccato, 18-15, scusate. Pronta Lucia Giudici. Però c'è un cambio. Esce la numero 16 Marta Bissoli, ed entra la numero numero 23 Chiara Perinoni, credo sì. Servizio in rete. 19-15. Attenzione, un cambio, esce Giudici ed entra la numero 7 Rachele Zanini per Peschiera. Anche il cambio di prima era di Peschiera. Servizio provato Gabrielli, l'attacco giocabile per la Rotola con Ferrari che viene murata. Back-in. Ancora Ferrari. Stavolta Zanini a metterci una pietra, una pezza sopra. Muro vincente. Monster 20-15. Anna Bacchina al servizio. Battuto. Moschini. Zanini. Attacco vincente. 16-20. Sara Gabrielli. Servizio. Tutto su Ferrari. Zara. Tomasetic. Arianna Tomasetic. 21-16. Camilla Ferrari al servizio su Moschini. Zanini. Mani auto vincente di Chiara Perinoni. 17-21 il punteggio adesso. Laura Cecchetto al servizio. Battuto. Ferrari. Zara subito. Invasione di invasione. Sì, invasione di Zara, purtroppo, peccato. 18-21. Arriverà il time out anche per Luca. Sì, eccolo qua, sponsor. Di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ponti sul Mincio, Peschiera del Garda. 18-21 il punteggio a favore di Volano nel corso del terzo set. Zara. Monica Costalunga ha provato l'attacco. Zara. Monica Costalunga, palla in campo. 22-18. È il tipo di Volano guidato da Zorro, papà di Camilla Ferrari. Si accende.
Arianna Tomasetti al servizio. Zanini. Con un cambio esce Perinoni e rientra Giudici. Quindi 23-13. Marta Bizzoli al servizio. Ah, poi è rientrata anche Marta Bizzoli per palla out. 20-22. Time out Luca Parlatini, sponsor. Di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ponti sul Mincio a Peschiera del Garda. 22-20 a favore di Rotoblas Volano Volley nel corso di questo terzo set. Peschiera ha accorciato le distanze e si sta rifacendo sotto. Zara. Costa lunga murata. Zara ancora. Ancora Ferrari. Scusate, ancora Costa lunga. Out. Acceso anche il tifo di Peschiera adesso. Ferrari ancora a ricevere il servizio. Bacchin in free ball. Attenzione a Giudici. Ferrari la difesa con l'audio del muro anche. Camilla Ferrari 23-21. Pronta Matilde Zara ora al servizio. Zara battuto il servizio su Moschini. Bizzoli. Pinetti, Piero Bon. Anna Bacchin. Anna Bacchin 24-21. Cat ball Rotoblast sul 24-21. Pronta Zara al servizio, set ball per la Rotoblast. Battuto. Ancora su Moschini. Muro! Muro! Vincente! Subito gli sponsor, andiamo per il quarto set.
Nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ponti sul Mincio a Peschiera del Garda. Inizia il quarto set con Gabrielli che batte su Costa Lunga. Primo punto è per la formazione di Marcello Bertolini, 1-0. Battuto il servizio ancora di Gabriele su Costa Lunga. Zara attacca con Monica Costa Lunga, scusate. Eccolo, Monica Costa Lunga. Primo punto anche per la Rotoblas. Uno pari. Diana Tomasetti già al servizio. Oh! Quasi. Punto della Rotoblas perché non c'è il tocco di Matilde Zara. Almeno. O se c'è stato era out. Comunque 2-1 per la Rotoblas. Riceve Moschini. Attacca Pinetti. Il punto della Rotoblas, 3-1. Servizio ancora di Tomasetti. Battuta su Moschini. Bizzoli. Punto vincente di Laura Cecchetto. Siamo 2. Scusate, dislessia portami via. Bisogno di un logopedista, direi. 2-3 volevo dire per la Rotoblas. L'autrice del punto Laura Cecchetto al servizio. Battuto in questo momento su Piero giocabile per Peschiera. Pinetti. Anna Macchin! Anna Macchin! 4-2. Zara al servizio, 4-2. Battuto su Gabrielli. Bissoli. Passa l'attacco però. Giocabile per la Rotoblas con Monica Costa Lunga, 5-2. Servizio di Zara. Miori dovuto fare un'alzata improvvisata. Macchin. Gabrielli ha difeso. Giudice attacca. Difeso da Zara. Alzata di Piero Bon. Provato Costa Lunga. Giocabile ancora Rotoblas. Attacca Macchin. Era dentro. Era dentro. Chiedono la rotazione Peschiera, però me la palla clamorosamente dentro. Vabbè, resettiamo comunque 3-5 punteggio. Cerchiamo comunque di stare calmi. Quattro a 5 ace di Peschiera. Bortavi.
4-6. Servizio di Monica, questa lunga. Miori Murata, ma ancora giocabile. Pinetti. Dall'attacco di Francesca Pinetti. Siamo 5-6, ok. Va l'out. Punto rotto. Mamma mia. Caterina Migliori. Mamma mia, mi hai spaventato Caterina. Ti ho visto. Una scivolata che stava andando dritto sul palo. Servizio battuto. Giocabile Rotoblat ancora dopo il servizio. Ferrari. Ripeto da visto di Moschini alza Gabrielli. Ci ha provato Ferrari, peccato. 6-8. Opla. Giocabile. Attacca Ferrari. Difeso Pinetti. Tenta Gabrielli l'attacco ma viene Murata. Giocabile per Giudici. Ha difeso Elena Pierobon. Zara. Ferrari. Gabrielli. Zara. Ferrari attacca. Ha difeso Gabrielli. Pinetti. Attacco vincente di Francesca Pinetti che vale il 7° punto per Peschiera. Siamo Migliori. Caterina Migliori al servizio per Peschiera. Battuto. Arianna mamma mia. 9-7. Anche con la lisciata. Anche con la lisciata. Va bene. Bacchin su Moschini. Attacco tentato da Gabrielli ma difeso da Pierobon. Ferrari attacca, Murata. Tomasetti subito l'altra. Parte! Quindi siamo 10-7 adesso a favore della Rotoblast. Nel corso del quarto set. Vi ricordo che il primo set si è chiuso 24-26 per la Rotoblast. Il secondo 25-17 per Peschiera e l'ultimo 25 a... Scusate, un piccolo lapsus da pelle d'oca. 25 a 21, scusate. Stavo per dire 19, però fortuna che mi sono bloccato. Allora 11. Bacchin difeso. Zara. Unica! Costa lunga! 11-7. Time out sponsor.
Di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ponti sul Mincio. Siamo 8-11 adesso nel corso del quarto set di gara. Giudici esce al posto di Chiara Perinoni, quindi opposto per opposto, e va al servizio proprio la numero 23 appena entrata. Tutto il video del net ha ricevuto Ferrari. Durata Tomasetti da Sara Gabrielli, scusate. Siamo 9-11 adesso. Battuto alla lunga, giocabile. Murata ancora giocabile. Al centro invasione di Volano, esatto. 10° punto per Peschiera che si rifà sotto. Adesso c'è un solo punto a separare le due formazioni. Time out per Luca Parlattini che arriverà adesso. Sponsor. Di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ponti sul Mincio a Peschiera del Garda. Sono 10-11 a favore di Volano nel corso della quarta frazione di gioco. Zara Ferrari. Zara. Parità, 11 pari. Zara. Tomassetti. Pinetti ha difeso. Tacca. Sara Gabrielli. Vantaggio Peschiera, siamo 12-11. Ancora Perinoni al servizio. Out il servizio di Perinoni. Parità di nuovo, siamo 12 pari, scusate. Ferrari, servizio battuto. Moschini, Missoli, Gabrielli. Sara Gabrielli, ancora lei. Di nuovo vantaggio per Peschiera, siamo 13-12 per le bianco-azzurre di Marcello Bertolini. Punto di Monica Costalunga. Di nuovo 13 pari adesso per la formazione bianco-rossa e bianco-azzurra. Mamma mia, attacco formidabile di Francesca Pinetti. 14-13 al servizio Laura Cecchetto per la Oro Tigaria Sport Peschiera. Numero 8. Pronta Cecchetto, battuto su Costalunga. Zara, provato Costalunga all'attacco, pallonetto Pinetti.
No. Non ho capito queste proteste della lotta a metà campo. Probabilmente forse una doppia chiedevano. Non lo so perché. No, perché dopo ho visto Luca alzare le due dita. Non so se era perché è due volte o doppio tocco. Sta di fatto che arriva un'altra murata che vale il 16-13 per Peschiera, che vuole provare a portare la gara al terzo tie break di fila in 3 partite giocate. Time out, sponsor. Di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ponti sul Mincia Peschiera del Garda. Siamo 16-13 a favore di Peschiera nel corso del quarto set. Arriva l'ace di Laura Cecchetto. Monta Cecchetto, il servizio è battuto. Stavolta riceve bene la Rotoblast, però difende bene Gabrielli per Peschiera che attacco è out. Non c'è il tocco a muro, siamo 14-17 adesso. Zara al servizio. Battuto. Riceve Peretti. Palla in campo, 18-14. Capitana Marta Bisso nel servizio per Peschiera adesso. Battuto. Passa l'attacco di Monica Costalunga. (18 a 15). Monica, battuto ancora il servizio. Moschini, Bissoli. Migliori subito. Caterina Migliori. 19 a 15. Servizio su Piero Bono. Senza saltare Ferrari, non aveva avuto lo slancio. Ma ci mura lei! Ferrari! C'è 9 a 16 punteggio. Servizio di Agbortabi. Migliori su Murata. Attacco out. 17 a 19. Arriva il time out forse per Marcello Bertolini. Vediamo se lo chiama. Direi di no. Allora servizio di Emanuela Agbortabi, che batte adesso. Palla corta. 20-17. Migliori, battuto il servizio. Costalunga Zara. E Arianna Tomasetic. 20-18.
Pronta Anna Bacchina al servizio. Battuto. Bissoli, Gabrielli. Sara Gabrielli. Battuto su Ferrari, Zara. Mani out, mani out, anzi neanche mani out, mani in campo di Camilla Ferrari, 21-19. Camilla Ferrari. Time out, sponsor. Di nuovo in diretta dall'arena, ancora dall'arena biancorossa. Scusate, allora riassumiamo, la prossima giornata sarà l'Arena Biancorossa, sabato 13, big match contro la GPS Volley Group Schio, che al momento occupa, prima di questa partita, la terza posizione insieme all'Arena Volley Team Verona. Giusto per informarvi della prossima giornata, visto che continuo a dire all'Arena Biancorossa, invece siamo a Peschiera del Garda, alla palestra comunale. Vari pallonetto giocabile, free ball. Zara, Monica, mamma mia cosa ha disinnescato Moschini. Attacca Gabrielli, Piero Bon, Zara, Gabrielli, dall'altra parte, ancora giocabile però. Ci sta. Ci sta. 22-20. Sara Gabrielli al servizio. Costa lunga ha ricevuto Zara. Noni. Ah, ma cosa ha tirato su anche Perinoni. Ancora però giocabile per Peschiera. Bachin. Piero Bon. Pallonetto. Pallone. Quarto tocco. Contrazione di quarto tocco, 21-22. Che hanno chiesto la rotazione perché se no non batteva Tomassetti. 22-21 di Anna Tomassetti, Moschini, scusate. Peccato. 23-21. Laura Cecchetto al servizio sul 23-21. Monica Costalunga. Monica Costalunga, 23-22.
Matilde Zara al servizio sul 23-22 per Peschiera. Battuto. Mazzarola. Mani out, peccato. Vabbè, peccato. Allora, rientra Giudici ed esce Chiara Perinoni sul set ball per Peschiera. Tiro buono. Zarra King. Tacca. Zara in free ball. Peccato, 25-22. E per la terza partita di fila si andrà al tie break. Adesso andiamo con gli sponsor e torniamo per il tie break decisivo. Allora, di nuovo in diretta dall'arena. Ancora sta arena dentro. La stanchezza sta dando i suoi frutti. Di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ponti sul Mincio. Inizia il tie break adesso. Il terzo tie break di fila tra queste due formazioni. Primo punto per la Rotblat, 1-0. È il primo tie break della stagione invece per la formazione di Luca Parlatini, perché fino adesso tutte le vittorie e le sconfitte sono chiuse nell'arco di 3 o 4 set. Quindi giusto per il rete di Tomasetti. Primo punto anche per Peschiera. Siamo uno pari. Laura Cecchetto al servizio.
Agbortabi. Giudici. Gribol. Zara, Agbortabi. Punto di Marta Bissoli. Secondo punto per Peschiera. Pronta Cecchetto. Zara. Prova. Costalunga, ma c'è stata la difesa e poi l'attacco di Francesca Pinetti. 3-1. Zara. Provato Costalunga. Attacca. Quattro a 1. Laura Cecchetto al servizio. Punto di Monica Costalunga. Siamo 4-2. Pronta Zara al servizio. Zara in difesa. Cinque a 2. Caterina Miori. Pronta Bissoli al servizio. Ferrari però troppo lunga. Invasione aerea credo di fischiata a Bissoli. 5 a 3. Allora al servizio Monica Costalunga per Volano. 5 a 3. L'azione. Ribol. Vediamo di sfruttarla. Un Bacchin. Anna Bacchin. 4 a 5. Servizio di Monica Costalunga su Moschini. Tentativo di Pinetti. Si prova Ferrari. Difeso da Bissoli. Moschini alza zona Pinetti. Monica Costalunga difeso. La Bacchin. Anna Bacchin. Parità. 5 pari. 5 pari Anna Bacchin. Monica Costalunga al servizio. Giudici. Buona Agbortabi! Vantaggio Rotopla 6 a 5 col muro di Emanuela Agbortabi. C'è stato un cambio. È uscita Lucia Giudici per Chiara Perinoni. Opposto per opposto. Battuto il servizio di Costalunga su Gabrielli. Pinetti, scusate, era Anna Bacchin. Ha provato l'attacco.
Giocabile. Zara. Agbortabi. Emanuele Agbortabi. 7-5. Time out sponsor. Nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ponti sul Vincia Peschiera del Garda. 7-5 il punteggio per la Rotoblas. Unica e Ferrari. Riapriamo la diretta subito perché ricomincia. Siamo 8-5. Costalunga. Salvato Zara. Anna Bacchin. Out. Pallonetto, Ferrari. Bacchin. Salva Zara. Pirobon. Bacchin. Bacchin. Ada Bacchin. 10-5. Time out sponsor. Nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ponti sul Mincio Peschiera del Garda. Siamo 10-5 a favore della Rotoblas. Sta lunga. 11-5. Unica Costalunga ancora lì al servizio. 11-5 punteggio. Battuto ancora. Bizzoli. Peccato, un buon break comunque. Buon break, bravo comunque. Allora, servizio. Chi è che ha il servizio? Sarà Colli? No, alle 17. Francesca Pinetti, scusate. Palla lunga. Time out sponsor.
Allora, di nuovo in diretta, siamo alla palestra comunale di Ponte sul Mincio, Peschiera del Garda, 7-11 punteggio. Attacca Ferrari, difesa da Bissoli. Questa lunga, Zara, Ferrari, Bissoli. Allora 8-11. Allora 8-11 punteggio. Servito, battuto su Piero Bon. Va sotto ancora Peschiera. Time out sponsor. Nuovo in diretta. Qua Peschiera del Garda. Palla in rete, 12-9. Servito di Manuela Agbortabi sul 12-9. Vedo Zara, Agbortabi alzato. Ah. 10-12. Esce Caterina Miori ed entra Rachele Zanini. Quindi in questa azione giocherà col doppio palleggio Marcello Bertolini. Tutto Zara Macchin, difesa proprio Zanini. Pallonetto. Zara Ferrari, Camilla Ferrari, 13-10. Rientra Caterina Miori per Rachele Zanini. Anna Bacchin al servizio. Battuto il servizio. Stato troppo facile per Laura Cecchetto. 11-13. Chiara Perinoni al servizio. In rete. Match ball Rotblast. Siamo 14-11. Camilla Ferrari al servizio. Match ball Rotblast. Battuto Bizzoli. Primo match ball annullato sempre da Laura Cecchetto. 12-14. Servizio. Insieme a Moschini. No, scusate. La 10 era, scusate. Costa Lunga Murata. Gabrielli era comunque. Attacca Ferrari. Attacca! E finisce qui! La
Rotoblast vince 3-2 e chiude la serie negativa. 3-2. La Rotoblast vince, torna alla vittoria 3-2. Però ragazzi, posso dire, ho vinto 3 partite con Peschiera e 3 partite finite al tie break, ma sono stati tutti e 3 dei thriller proprio in stile Michael Jackson proprio. 24-25 il primo, 25-17 il secondo, 21-25 il terzo, 25-22 il quarto e 12-15 il quinto. Direi che possiamo chiudere qua la nostra diretta. Grazie Silvia Briani. E adesso posso dirlo, Andrea Seri, buon compleanno, perché oggi è il tuo compleanno, quindi lo festeggiamo con una vittoria. Quindi auguri Andrea e ci rivediamo all'Arena Biancorossa con le paste e tutto. Allora ci vediamo sabato 13 contro Schio per il big match. A tutti voi l'augurio di una serena notte. Vi lascio con il coro Torna a casa senza voce.